Un paese sotto shock, una comunità incredula per il dramma che si è consumato ieri pomeriggio in via Livenza, a Brugnera. Avellino Corazza è morto sbranato da due cani di proprietà di un parente ai quali stava andando a dare da mangiare, come tante altre volte aveva fatto. Non si sa cosa possa aver scatenato la furia dei due cani di razza Amstaff quando il 74enne è entrato nel recinto. È stato aggredito, inseguito in strada e poi azzannato a morte. Non sono riusciti a salvarlo i tentativi della moglie Maria Rina Sandrin, accorsa subito e a sua volta ferita dalla furia dei cani, e del figlio Giorgio. Anch'egli è stato attaccato dagli animali, è riuscito a liberarsi, a rientrare in casa dove ha preso il fucile da caccia, riuscendo a colpire il più aggressivo dei due cani. Ma anche quest'ultimo disperato tentativo di salvare il padre è stato vano. Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai primi soccorritori, sangue dappertutto e brandelli di abiti a mostrare la furia incredibile con la quale i due animali si sono accaniti sul 74enne. Sconvolti dal dolore tutti i familiari di Avellino Corazza, la figlia Paola, giunta sul luogo della tragedia dopo essere corsa all'ospedale dalla mamma ricoverata a Pordenone. Mia mamma adesso è sconvolta, impaurita, comunque piena di ferite, però comunque sta meglio di papà sicuramente. Nessuno riesce a darsi una spiegazione della tragedia. Fino a ieri i cani non avevano mai fatto male a nessuno e conoscevano bene Avellino Corazza, che spesso si prendeva cura di loro. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Pordenone, che nelle prossime ore valuterà eventuali responsabilità. Nella villetta di via Livenza intanto resta ora solo il dolore per un dramma incomprensibile che in pochi minuti si è portato via la vita di un uomo.